Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a questa micro pillola del Marietto Veneziano la festa della liberazione il 25 aprile che noi ogni giorno possiamo attuare tutti, tutte le mattine, mettiamola così. Ma prima di iniziare questa pillola un pochettino oserei dire, vorrei chiedervi di iscrivervi al canale YouTube di Ildegard, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano se è la prima volta che mi raggiungi, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, soprattutto su Face, link sotto qui in descrizione, dove abbiamo un gruppo che stiamo lanciando o rilanciando il nome Radionica, Radioestesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo più di 1500, cioè 1450, adesso esagero sempre un po'. E abbiamo anche il gruppo dei casti sacerdotali, qui sotto il link per poter accedervi e iscrivervi gratuitamente. In più vi ricordo anche che il Marietto Veneziano dal 2015 ha fondato un sito che si chiama il capitano.altervista.org, è uno dei siti a livello nazionale italiano più battuto per quanto riguarda materiale gratuito di radiestesia radionica. Ci sono 20 ebook che ho fatto dal 2015, ne hanno già scaricati più di 150.000. E il vostro veneziano, tutti gratuiti, e il vostro magnetto veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici e cosanti radiostesici. In più con il Degan abbiamo una sezione shop dove si possono comprare ehm, prodotti esoterici, tra cui anche questo amuleto ciondolo talismano del costo di 150 euro più 10 euro di spedizione. Bene, iniziamo un po' a parlare di questa situazione che noi abbiamo ogni giorno, il 25 aprile. Prima ho parlato nelle altre pillole del materasso, ma ogni volta che noi ci svegliamo, la liberazione fisica, no, oltre ad aver dormito bene, è quando noi abbiamo questa liberazione corporale delle nostre feci. Perché nelle feci, visto che ci sono il risultato del prodotto del nostro cibo che vogliamo scartare, si annidano anche delle larve astrali. Quindi di conseguenza ogni giorno, ogni mattina, noi dobbiamo instaurare un bel 25 aprile, la liberazione si va sul trono e si butta fuori tutto quello che si può. Perché? Perché queste larve astrali, se noi non riusciamo a mandarle via, chiaramente restano attaccate agli intestini e poi di conseguenza nascono patologie importanti. Quindi la cosa importante è attivarsi per fare un bel 25 aprile tutti i santi giorni. In più una cosa importante, oltre a questo bisogna fare un bagno purificatore con salvia, sale, mm, anche origano, alloro. Però il bagno deve essere massimo di 10 minuti. Perché questo? Perché in 10 minuti il sale assorbe, ma dopo i 10 minuti il corpo incomincia a assorbire le tossine che sono dentro il sale. Quindi un bagno purificatore deve durare massimo 10 minuti con rosmarino, alloro, salvia e sale. Quindi alla mattina, dopo aver dormito bene in un materasso che avete comprato tramite una buona indagine radiostesica, un bel 25 d'aprile, come Dio comanda, che serve per espellere tutte queste tossine in cui ci sono delle lave strane, e poi ogni 2 settimane un bel bagno, no? Con sale, un sale grosso chiaramente, rosmarino, salvia e alloro, dentro 10 minuti e poi via. E questo è per iniziare, per incominciare a purificarsi, togliere tutte quelle tossine eteriche, energetiche, astrali che ci si appiccica quando chiaramente andiamo in giro. Poi è chiaro che c'è la pulizia da 100 euro di degarmamento veneziano, questo è un altro discorso. Comunque questa è proprio la base per avere ogni giorno un bel 25 aprile di liberazione totale. Bene, cari amici, è corto questo video, vi ricordo sempre che se volete una consulenza qui sopra c'è il numero di Telegram, 25 euro, 45 minuti pagabili tramite PayPal. Grazie e al prossimo video. Ciao.